Immersa nelle acque di Lampedusa, cosmologia mediterranea di Domenico Pellegrino. Si tratta di un'installazione luminosa che viene così fatta sprofondare nelle acque dove arrivano i barconi e verrà tirata fuori il 3 ottobre, anniversario della strage del 2013, in cui morirono 366 migranti. Si tratta di un'installazione subacquea che ripropone una visione sottosopra del Mediterraneo. Era stata depositata nel fondale della Guiccia per un solo giorno nel 2016, adesso vi fa ritorno. La mia Sicilia ritorna nel luogo di origine, nel luogo di nascita. Lampedusa è il suo luogo, è il suo posto, la sua città natale. È nata esattamente a Cala Francese, noi l'abbiamo calata e battezzata in un certo senso a Cala Francese e ha iniziato il suo viaggio passando per alcuni musei siciliani, ritornando qui a Lampedusa e ritornando con il proprio bagaglio, il proprio ricordo, raccontando e rilasciando la propria energia. Questa energia positiva, questa energia che è nell'isola, è in tutta la Sicilia. È importante che ritorni qui perché io l'ho pensata per Lampedusa, ho pensato a chi come i migranti affrontano un viaggio della speranza, guardano questa luce come un faro di salvezza e nel buio della notte vedeva appunto la Sicilia, la luce della Sicilia. La politica dell'accoglienza per Lampedusa è stato un problema, sì, nel senso che abbiamo avuto noi da un lato il governo italiano che ha cercato di fare del meglio e poi un'Europa che ha completamente lasciato l'Italia e Lampedusa al suo destino. Cioè, questo dimostra ancora una volta che non si può vivere di una continua emergenza su un fenomeno che è partito nel 1993. Allora o si affrontano le cose per come sono e uno dei segnali positivi l'ha dato ultimamente l'intervento del Presidente della Repubblica richiamando come si dice, i paesi europei a sedersi attorno a un tavolo e a parlare seriamente, non con proclami, sul problema dei migranti e dell'accoglienza. E un secondo atto è stato fatto quando il ministro Minniti si è spostato nei paesi rivieraschi del Mediterraneo, perché se non c'è collaborazione tra i paesi rivieraschi del Mediterraneo con l'Italia e l'Europa, il fenomeno sarà sempre emergenza.